Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con A Voi la Linea. Partiamo con l'aumento dei costi energetici che sta avendo ripercussioni anche sui parroci e sui fedeli. Messe al freddo per risparmiare e in Curia Pordenone riscaldamenti spenti dalle 14 nei mesi più freddi, quindi il personale lavorerà soltanto la mattina. Buongiorno da Pordenone, siamo in compagnia del Vescovo, il Vescovo ovviamente il capo, no, della diocesi di Concordia Pordenone. Vescovo ovviamente grazie per essere in nostra compagnia. Grazie a voi, buona giornata, grazie. Si parla sempre più di rincari energetici e qualcuno giustamente dice per risparmiare in bolletta cerco insomma di fare il massimo, addirittura in certe occasioni organizzo la messa in sacrestia, il caso appunto di Pordenone. Ecco, com'è la situazione all'interno delle chiese della Curia? Si va anche qui al risparmio? Certamente, intanto i prezzi, come sappiamo tutti, sono alti e facciamo fatica con gli stipendi che praticamente sono quasi uguali a contenere anche, e allora su indicazione, come ha fatto il governo, di abbassare un po' di qualche grado i riscaldamenti in casa, di essere fedeli agli orari di accensione e di spegnimento, già questi sono un buon aiuto, però è ovvio che si tenta di fare sempre un po' di più, perché poi alla fine del mese non è così facile poi giungere e saldare il tutto. Anche noi in Curia, per esempio, l'Economo insieme con il personale hanno concordato di ridurre un po' gli orari di presenza dalle 8 del mattino alle 2 del pomeriggio, così dalle 2 il riscaldamento può essere spento e rimanere spento poi per tutta la serata e la nottata. Ecco, piccole cose, piccoli accorgimenti che però vedo tutti accettano ben volentieri per contribuire anche in prima persona. Poi ci sono le parrocchie, le case canoniche sono un po', sono un po' come le altre famiglie, insomma si cerca di risparmiare. Nelle chiese, so che in qualche chiesa non è ancora stato acceso il riscaldamento, proprio perché per fortuna che questi mesi siamo stati anche graziati da temperature un po' più miti, però certamente adesso si va incontro a delle difficoltà. Le messe feriali, è già da anni che tante chiese, soprattutto quelle più grandi, decidono di farle in altri ambienti, adattando delle sacrestie o adattando qualche sala grande per poter fare celebrazioni un po' più semplici ma anche più calde. Ecco, stiamo vedendo certamente, ecco, questo tempo ci fa pensare anche che forse in questi tempi, nei tempi passati, abbiamo speso un po' di più e sprecato troppo, no? Ecco, io, Sua Eccellenza, volevo proprio arrivare a questo, nel senso che i rincari energetici non sono stati dettati unicamente dalla guerra, dal conflitto tra Russia e Ucraina, ma è una situazione ancora pregressa dovuta alla pandemia. Ecco, proprio però il conflitto, no, che è alle porte, insomma, del nostro territorio. Si sta chiudendo un anno, sono mesi che questi due paesi sono in guerra, le ripercussioni sono per tutti, non soltanto per il caro energia, ma tutti i prezzi sono schizzati e c'è gente che sta soffrendo. Che finale d'anno sarà e soprattutto qual è il suo augurio per il futuro? No, l'augurio certamente intanto è di vedere anche questo tempo e queste situazioni. Purtroppo lo so che non è facile dirlo, no? Però il Vangelo ce lo insegna, anche le situazioni faticose di disagio, di povertà possono diventare una opportunità, che non significa che siano belle, significa però che visto che ci sono, ci possono aiutare a fare qualcosa. Per esempio un'opportunità di cambiamento di stili di vita nostri, un'opportunità di condividere con qualche altro qualche bene in più che noi abbiamo o qualcosa che noi abbiamo e che è giusto condividerlo con gli altri, un'opportunità anche di irrobustire e consolidare un po' di più la nostra fede, la nostra fiducia nel Signore, perché questo è il Natale, è rendersi conto che Dio non ci lascia soli, no? Che anche nelle situazioni difficili possono essere un'opportunità personale per noi per crescere,
per dare un senso, per dare un significato diverso alle cose. Quanto no, abbiamo pensato che Natale fosse solo luci, purtroppo no, fuochi d'artificio, cenoni, spese pazze. Quest'anno c'è un po' più di sobrietà dappertutto. Ecco, io credo allora che anche queste situazioni difficili possono essere lette da un'altra prospettiva e possono aiutare noi tutti, uomini e donne, credenti e non credenti, a dare un altro significato più forte alla nostra vita. È un po' questo quindi il suo augurio di Natale? Certamente no, che possiamo tutti essere, sì, è la classica frase, un po' più buoni, ma non è una bontà fatta di parole, è una bontà fatta di contemplazione di Gesù che nasce per noi, di Dio Padre che ci ha fatto dono del suo Figlio per chi crede, ma di una bontà che diventa anche solidarietà tra di noi, che diventa anche capacità di fare della nostra vita un dono per gli altri, di accorgerci che ci sono altre persone che stanno peggio di noi. Allora fare un passo indietro può essere utile per tutti. Io ringrazio Sua Eccellenza, il Vescovo di Pordenone, ovviamente dalla Curia di Pordenone è tutto. Monsignore, ancora grazie per essere stato in nostra compagnia. Grazie a voi e auguro a tutti veramente un santo Natale e che sia l'incontro con Gesù che viene, ma che sia anche una festa e una giornata di amore e di solidarietà tra di noi. A voi la linea. L'appello di una mamma per la sua bimba affetta da tumore, ha bisogno di un'auto per trasportarla al Burlo Garofalo. Vi raccontiamo la storia di una famiglia di Cussignacco. Ci troviamo a Cussignacco per raccontarvi la storia di una mamma che chiede aiuto per la propria figlia, una piccola bambina di circa 1 anno affetta da una brutta malattia. Per motivi di privacy la mamma non si vedrà inquadrata, ma vogliamo raccontare la storia. Purtroppo il 9 di agosto mi recavo dalla pediatra per fare un bilancio di salute ordinario, come tutte le mamme fanno ogni tot mese per i bambini. Andavo dalla pediatra e mi diceva che non respirava tanto bene la bambina e che insomma era meglio portarla al pronto soccorso, insomma, per dei controlli. Io titubante, insomma, perché ho sempre visto la bambina star bene, rideva, giocava. La porto lì e mi dicono che aveva del liquido nella membrana di un polmone e che quindi mi avrebbero trasferita. All'inizio pensavo trasferimento in un altro padiglione, non mi sarei mai immaginata il trasferimento proprio di un'altra città, in un altro ospedale. E poi mi dissero... Siete andati a Trieste? Sì. E poi mi dissero che oltre al liquido aveva anche una massa solida incastrata tra il polmone e il cuoricino. E quindi quando mi hanno detto massa ho subito capito, insomma, che si trattava di un tumore. E alle 4:30 del pomeriggio viene l'ambulanza e ci scorta con le sirene a Trieste. Entriamo subito in rianimazione. La intubano, gli mettono il drenaggio perché aveva appunto questo liquido e subito il giorno dopo gli fanno la chemio d'urgenza, una chemio diciamo standard per tutti i tipi di tumore, perché ancora dovevano fare la biopsia e appunto dare un nome o cognome a questo tumore. E niente, dopo 2 o 3 giorni appunto gli facevano la biopsia e mi dicevano che aveva un neuroblastoma che è un tumore raro in età pediatrica ed è la prima causa di morte nei bambini di età prescolare. E sapere tutte queste brutte notizie in una giornata solo in cui io alle 10 di mattina andavo dalla pediatra, pensavo di stare lì quei 20 minuti, mezz'ora dura al massimo, insomma, la visita, e trovarmi poi la sera a Trieste con tutte queste notizie è stato devastante. Avevo la testa che mi scoppiava e
Sì, adesso ricordarmi un po' tutta la situazione. Certo, certo. Anche perché tu hai 5 figli, Sì. tu hai 5 figli, questa è la più piccolina e adesso chiedi un aiuto perché purtroppo hai avuto anche un incidente stradale. Questa macchina ti serve per portare la bambina a Trieste, tra l'altro la prossima settimana verrà anche operata martedì. Purtroppo, come dicevi tu, il 29 ho fatto un incidente, una signora non si è fermata allo stop e quindi mi ha presa in pieno. Ahimè, è l'unica macchina che ho per poter trasportare mia figlia in ospedale e da Udine a Trieste, comunque insomma non posso portarla in treno o insomma in autobus o con altri mezzi, insomma, quindi la macchina mi serve e purtroppo i tempi burocratici qua, anche se ho chiesto aiuto alle associazioni, insomma ad altre persone, ma comunque i tempi sono molto lunghi, quindi l'unica cosa che potevo fare, un aiuto immediato, era appunto aprire una raccolta fondi su PayPal, che appunto ancora insomma non abbiamo raccolto granché e non è facile per una mamma sapere che la propria bambina poi così piccola avere un tumore, perché lei comunque abbiamo scoperto che era al 3° stadio e aveva un bel 10 cm/8 di tumore, quindi se la bambina è piccola così, avere una roba così nel corpo che ti mangia ogni giorno è dura. Piccola pausa per la pubblicità, ci arriviamo tra poco, a voi la linea. Bentornati a Da Voi la Linea. Parliamo di personale sanitario stressato e costretto a turni massacranti negli ospedali del Friuli Occidentale. In tanti si dimettono e lasciano il posto di lavoro. La conseguenza: visite ed esami annullati. Lo stress dà corsia, il personale medico, infermieristico e le OSS non ce la fanno più. Allora io saluto e ringrazio Pierluigi Benvenuto, lui è un sindacalista a funzione pubblica della CGIL del Friuli Occidentale. Pierluigi Benvenuto, grazie innanzitutto. Com'è la situazione nei nostri ospedali? Personale allo stremo? Buongiorno a tutti, sì, come diceva lei, lo personale veramente è allo stremo. Ormai abbiamo situazioni di non ritorno, io dico, la situazione in alcuni reparti è veramente al limite della sopportabilità da parte del personale, ma io ribadisco che quando il personale è sotto stress il problema è poi l'assistenza che si dà ai pazienti. Non è pensabile in reparti come le medicine di Pordenone con 50 pazienti avere 3 unità di pomeriggio di OSS che devono fare il giro di tutti i pazienti allettati, 3 infermieri che devono fare tutte le terapie, le urgenze e quant'altro. È una cosa improponibile in un momento del genere, dopo 2 anni di stress da pandemia che è stato veramente difficile. Parlo delle medicine, ma potrei citare la pneumologia o l'ex pneumologia, purtroppo ormai è diventata medicina Covid, con il personale anche lì sotto stress, stremato, che lavora sempre bardato tutto il giorno. Posso parlare dell'otorino, posso parlare delle chirurgie. Sì, ormai farei torto a quegli reparti che non cito. La situazione è veramente drammatica. È drammatica perché manca personale, vero che non se ne trova, parlando degli infermieri, o speriamo adesso con l'avviso appena finito di fare la graduatoria, sono circa un 25 persone, speriamo che tutte queste 25 vengano, che daranno una boccata d'ossigeno. Il problema però è la gestione della sanità di questa provincia, di come è stata gestita in questi anni, è la gestione della sanità di questa regione. L'assessore è colpevole, mi permetto di dire questo, di aver lasciato andare una sanità in maniera veramente drammatica. Personale che se ne va, si licenzia per andare nel privato, per andare a fare altro, e non solo perché prendono più soldi, e non è sempre così, ma proprio perché non se la fanno più a lavorare con questi ritmi. Le persone hanno diritto di avere una vita esterna al posto di lavoro che sia un minimo regolare, non possono lavorare 12 ore
in turno continuate, non possono saltare i riposi, non possono saltare le ferie. Questa è purtroppo la situazione che sta vivendo le corsie degli ospedali di questa provincia. Si parlava più volte di questa migrazione verso il vicino Veneto, ma che cosa cambia tra Friuli e Veneto? Anche perché abbiamo detto più volte Friuli Venezia Giulia regione a statuto speciale, la sanità la governa la regione stessa. Certo, la migrazione in Veneto perché lavorano in condizioni migliori rispetto alle condizioni attuali di questa regione. La regione Friuli ha gestito malissimo le risorse umane che sono gli infermieri, sono gli OSS, sono tutte quelle figure che oggi lavorano all'interno delle strutture sia ospedaliere che territoriali, perché ricordiamo che anche il territorio è in sofferenza e non finirò mai di dirlo che se un territorio che funziona c'è un beneficio anche nelle corsie ospedaliere. Se un territorio che non funziona perché manca personale e quindi non riesco a dare la risposta adeguata, la sofferenza che è già tanta sarà ulteriore nelle corsie degli ospedali, per non parlare del pronto soccorso che ormai è nelle cronache di tutti i giorni, dove ci sono veramente situazioni al limite della drammaticità. Come si fa in queste condizioni a fare prevenzione? Uno degli slogan della regione, ma anche a livello statale, quindi centrale, è quello previeni le forme di tumore, quindi visitati, fai appunto i vari check-up e quant'altro, ma se io già devo aspettare un anno per prendere l'appuntamento per un esame diagnostico, parliamo ad esempio per la mammografia, e poi mi chiamo e dico guarda non c'è più personale, ti richiamo appena possibile, ma non sarà prima tra 8 e 12 mesi, e uno fa tempo veramente a scoprire un qualcosa di brutto. E non è prevenzione questa, insomma i dati che hai appena citato sono chiari, non si fa prevenzione. O la prevenzione purtroppo la fa chi ha la possibilità economiche e andiamo contro un principio costituzionale dove la sanità, la prevenzione e quant'altro deve essere garantita a tutti. Se io non ho i soldi in questo momento con la crisi che abbiamo, con le croniche tutti i giorni parlano delle bollette, parlano della crisi economica delle persone, chi non ha i soldi non fa nessuna prevenzione, chi non ha i soldi rischia veramente di ammalarsi e di scoprire la malattia troppo tardi. Allora questo non funziona, o si investe in maniera seria, in maniera forte nella prevenzione, nel pubblico, perché è il pubblico che garantisce questo, che garantisce la possibilità a tutte le persone di avere una risposta, o se no non si fa prevenzione, si fa la prevenzione purtroppo solo per chi può permetterselo dal punto di vista economico. Questo è il dato oggettivo di oggi. Per concludere, Pierluigi, benvenuto. La battaglia che avete fatto con Polimeni e che poi è stato mandato a Udine è stata forte. Ecco, quale battaglia adesso farete affinché la sanità regionale possa tornare ad avere la dignità che probabilmente ha perso ed è già da mo' che lo diciamo? Allora, noi continueremo nelle nostre sedi, nei posti di lavoro, a livello aziendale per quanto riguarda la provincia di Pordenone, a livello regionale per quanto riguarda anche il dialogo che non c'è o è pochissimo con l'assessore, di continuare a tenere fermo il punto dove bisogna investire nella sanità pubblica. Investire nella sanità pubblica per i cittadini, investire nella sanità pubblica per gli operatori. Avere operatori che lavorano in maniera giusta, in maniera corretta, si dà un servizio dignitoso ai cittadini. Questa sarà la nostra battaglia e questo sarà il nostro obiettivo per i prossimi mesi, perché è fondamentale, perché prevenire, come si diceva prima, curare fa risparmiare al servizio sanitario. Non prevenire, non curare in tempi adeguati vuol dire costi ancora maggiori per quanto riguarda le spese sanitarie. Grazie allora a Pierluigi Benvenuto. Grazie a voi, buona serata. Da Pordenone è tutto, a voi la linea. Coinvolge volontariato ed enti pubblici la nuova iniziativa dell'Associazione Famiglie Diabetici della Bassa Friulana, ossia l'istituzione di un infopoint diabetologico di comunità. Sono 14 comuni che metteranno a disposizione dei volontari degli spazi che serviranno alla prevenzione delle patologie legate al diabete. Un punto di riferimento per le persone che soffrono di diabete.
ci ha pensato l'Associazione delle Famiglie Diabetici della Bassa Friulana, che tra l'altro lunedì a Villa Dora alle 16 presenterà l'Infopoint, un Infopoint che sarà presente in diversi comuni della Bassa Friulana. Intanto cominciamo a parlare di questa iniziativa con l'endocrinologo, il dottor Mario Maschio. Parliamo dell'incidenza della patologia e dell'importanza di avere dei punti di riferimento ai quali rivolgersi. Sì, purtroppo il Friuli Venezia Giulia rappresenta forse la più alta incidenza di diabete in Italia. Questo è dovuto a diversi fattori, ma il fattore più importante è l'età media delle persone. Noi siamo la regione che ha l'età media più alta quasi più alta, la Liguria in realtà, la più alta d'Italia. Siccome il diabete risponde molto all'età dei pazienti, questo spiega l'incidenza così elevata. È molto importante parlare, trattare, interessarsi di diabete perché rappresenta una malattia cronica che è pesata soprattutto dalle complicanze e intervenire, prevenire è la terapia più importante, no? Ecco, parliamo anche di questi Infopoint proprio con il vicepresidente dell'Associazione Famiglie Diabetici appunto della Bassa Friulana, il cavaliere Nicola Tonini. Che cosa vi ha indotto a creare un ulteriore servizio? Perché so che in genere le associazioni dedicate alle varie patologie si muovono sul territorio cercando appunto di aiutare, no? Di aiutare le persone, le famiglie in difficoltà. Certamente, noi come Associazione Diabetologica e Famiglie Cristiane della Bassa Friulana e del consultorio regionale operiamo nella sede di San Giorgio di Nogaro e siamo presenti 3 giornate alla settimana. Il martedì, il giovedì e il sabato dove operiamo facendo lo screening, cioè praticamente controlliamo la glicemia, il colesterolo, la pressione arteriosa, l'ossigeno nel sangue e poi diamo tutte le informazioni possibili sostanzialmente affinché questa patologia non vada avanti e cerchiamo che non diventi quindi conclamata, perché quando è conclamata diventa problematica. Con la pandemia del Covid-19 purtroppo il mondo è cambiato e noi abbiamo visto che le strutture pubbliche sanitarie sono entrate in stress e quindi anche la cittadinanza aveva difficoltà a entrare nelle strutture pubbliche, anche perché la pandemia bloccava sostanzialmente i cittadini che non potevano uscire dalla comunità. Allora abbiamo pensato noi come associazione di avvicinarci alla popolazione che è colpita da questa diabetologia e anche per prevenire sostanzialmente e andiamo quindi nelle comunità. Abbiamo presentato un progetto in regione attraverso il Presidente del Consiglio regionale, dottor Zanin, il quale con entusiasmo l'ha accolto, l'ha portato avanti e l'ha anche finanziato. Nel senso che noi abbiamo fatto un accordo con le comunità comunali, con i comuni di partenariato, ci mettono a disposizione una stanza anche in associazione con altre associazioni di volontariato dove un giorno alla settimana saremo presenti con i nostri soci esperti, ma soprattutto anche con infermieri e dottori che magari sono in pensione per poter dare tutte le informazioni utili e importantissime su questa patologia molto complicata e per fare anche lo screening di controllo della glicemia. Ecco, vogliamo ricordare anche dove sarete presenti. Sarete ad Aiello del Friuli, a Bagnari Arsa, Carlino, Cervignano, Fiumicello, Villa Vicentina, Gonnars, Latisana, Marano Lagunare, Rivignano Teor, Ruda, San Giorgio di Nogaro, Talmassons, Tor Viscosa e Trivignano Udinese. Ci sono altri comuni in attesa di garantire anche loro questo servizio. Ci stanno chiedendo appunto perché ormai la gente comincia a capire che la problematica purtroppo del diabete è molto intensa e basti pensare che in Friuli sono oltre 90.000 già conclamati. Non sappiamo invece le persone che non sanno di avere il diabete, esattamente. Ringraziamo quindi anche il dottor Mario Maschio e il cavaliere Nicola Tonini. Qui dalla Regione è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie alla nostra Isabella Gregoratto, chiudiamo qui a voi la linea, ma vi ricordo alle 16:30 ritorneremo in diretta con l'informazione. Buona giornata.